illustra le principali novità introdotte dal sistema produttivo taylorista. Adam Smith pensò che la ripetitività dei movimenti fatti dagli operai portasse alla loro intelligenza, che la loro intelligenza si spegnesse. La divisione del lavoro, appunto, pensata da Adam Smith si basava su due fondamentali principi: la scomposizione delle operazioni e la separazione delle competenze tecniche da quelle manuali. Adam Smith pensò questo processo, che fu l'inizio del processo attuato da Taylor nella fabbricazione delle macchine. Infatti Taylor elaborò un sistema di produzione dove si semplificasse il contenuto professionale dei lavoratori e innalzasse i salari, allo scopo di guadagnare un profitto nel mercato e quindi allargarlo. Questo taylorismo, appunto, trovò poi nel Fordismo, che è la realizzazione della catena di produzione di massa, la sua massima rappresentazione. Infatti il Fordismo prese il nome da Henry Ford, che è il fondatore della nota famosa macchina della fabbrica, e quindi Ford diceva che appunto bisognava semplificare tutti i lavori, quindi bisognava scomporre le operazioni e fare dei prodotti quelli più semplici, quindi tutto ciò che non serviva doveva essere eliminato dalla produzione. Questo sistema, appunto, prese il nome. Da questo sistema nasce una linea di produzione che passerà alla storia come catena di montaggio, e dove l'idea era quella di far muovere i prodotti e tenere fermi gli operai, e gli operai appunto dovevano seguire la velocità e il ritmo della catena. Questo Fordismo, però, questa catena era così rigida che non riusciva a stare al tempo con i miglioramenti della produzione interna e del mercato esterno. Infatti, con la crisi del 70 trovò la sua fine.